Sulla istituzione della riserva naturale orientata di Punta Bianco e sui ritardi relativi riceviamo un comunicato stampa dell'onorevole Catanzaro del Partito Democratico. Il presidente della regione siciliana e l'assessore regionale al territorio e ambiente ci informino sullo stato di avanzamento delle procedure necessarie per l'istituzione della riserva naturale orientata di Punta Bianca, denominata Punta Bianca Montegrande Scoglio Patella, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, e quando chiedono con un'interrogazione i parlamentari del PD all'Arse, primo firmatario appunto il capogruppo onorevole Michele Catanzaro, per sollecitare un'azione più incisiva da parte del governo regionale al fine di valorizzare un tratto della costa della provincia di Agrigento di grande valore naturalistico. È una delle zone più affascinanti della costa agrigentina, dichiara Catanzaro, che per decenni è stata luogo di esercitazioni militari presso il poligono di tiro semipermanente di Drasi, circostanza che ha determinato un forte inquinamento dell'aria a causa dei metalli pesanti, come riscontrato dal nucleo forestale dei Carabinieri di Agrigento e dall'ARPA Sicilia nei primi mesi del 2022. C'è stato poi un primo stop alle esercitazioni, seguito da nuova programmazione e dalle legittime proteste dei cittadini e associazioni ambientaliste, che si sono svolte in modo coerente anche in questi giorni. Oggi, conclude Catanzaro, rivolgendosi al governo regionale, è arrivato il momento di definire l'istituzione della riserva naturale inserita nel decreto del giugno del 2022 nell'ambito della modifica del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. L'istituzione è stata approvata dalla giunta regionale nel novembre del 2021. Sono trascorsi 2 anni e non c'è ancora un atto definitivo che metta fine allo scempio che da anni si compie in un tratto di costa di grande valore ambientale.